Quando tutto è pronto per iniziare, con i saluti in campo tra giocatori che si conoscono da tantissimo tempo. Forte, dicevamo, che è terzo in classifica con 30 punti in 13 partite, 9 vittorie, 3 pareggi e 1 KO, 61 gol fatti e solo 27 subiti, la migliore difesa del campionato. La porta di Riccardo Gnata è davvero difficile da espugnare. Finora in trasferta Forte dei Marmi ha fatto 3 vittorie a Grosseto, Breganza e Sandrigo, un pareggio a Follonica e un solo KO a Sarzana. Quindi per capire qual è anche la forza offensiva e la compattezza anche in trasferta di questa squadra. In casa invece 6 vittorie, col Trissino all'andata, col Monza, Valdagno, Lodi, Correggio e Sarzana, e 2 pareggi, Montebello e Bassano, quindi nessuna sconfitta interna fino a questo momento. Sfide anche di goleador, 18 reti da una parte Ambrosio, 15 Casas, 9 Motaran, 7 Rubio, 4 Maremmani e Burgaia, 3 Giovannetti, 1 Antonioni. Per quello che riguarda invece il Trissino, 16 reti Garcia, 12 Malagoli, 8 Faccin, 7 Scuccato e Pinto, 6 Caio e 5 Davide Gavioli. All'andata finì 5-3 per il Forte, doppietta di Ambrosio, reti di Casas, Motarana e Giovannetti da una parte, doppietta di Garcia e gol di Pinto dall'altra. Intanto un tocco di Garcia sulla prima conclusione dell'ex di turno Xavi Rubio, pallina di Motaran, si impenna, l'arbitro fischia e si può ripartire con il possesso del Trissino. Ricordiamo partita arbitrata dai signori Claudio Ferraro e Simone Brambilla. È la 62esima sfida in campionato tra queste due formazioni. Il bilancio a Trissimo è di 14 vittorie Trissino, 7 pareggi e 9 vittorie del Forte. Intanto ha provato Gavioli, pallina che non riesce a essere controllata da Burgaia. Si riparte con il possesso di pallina del Trissino. I precedenti degli ultimi 2 anni invece qui al Paladante e anche in trasferta al Palaforte sono totalmente rete del Trissino con Malagoli. Il vantaggio del Trissino, gol del Trissino, ha segnato con il numero 6 Andrea Malagoli e dunque si sblocca subito il risultato al Paladante e dopo 2 minuti di gioco la staffilata di Andrea Malagoli che porta il Trissino in vantaggio. La risposta subito del Forte con Motaran, si salva Català, Burgaia, la conclusione solo abbozzata da Ambrosio. Ripartenza Trissino con Garcia che subisce il fallo proprio di Ambrosio. La prima irregolarità di questa partita. Dopo praticamente 2 minuti e mezzo il Trissino è già avanti con la rete di Andrea Malagoli, il ex giocatore del Lodi ha messo a segno il 13° gol nella sua stagione. Dicevamo che i precedenti negli ultimi 2 anni tra queste due squadre vedono il Forte in dominio assoluto, 4 vittorie su 4 in campionato. Intanto si gira, bella giocata di Ambrosio, un po' troppo sul primo palo, la respira di Català, recupera palla al Trissino, va in ripartenza con Gavioli per Manu Garcia, c'è Rubio su di lui, dietro porta per Gavioli. Garcia prova un inserimento, la girata di Garcia, pallina che termina di poco alta. Nella scorsa stagione Trissino Forte 5-3, quindi l'unico precedente a favore, una vittoria del Trissino su 4. Il Forte poi aveva vinto al ritorno per 4-2, mentre l'anno prima sconfitta per il Trissino qui al Paladante 5-3 e vittoria sempre del Forte in casa per 9-5. Intanto il Trissino è andato subito in vantaggio dopo nemmeno 2 minuti di gioco con la rete di Andrea Malagoli. Intanto il rischio incredibile sull'appoggio di Xavi Rubio. Siamo già dalla parte opposta con Manu Garcia, c'è Motaran su di lui, si deve ripartire da dietro con il tentativo di inserimento di Capitan Joao Pinto. Malagoli finta la conclusione, non c'è spazio, si affida a Gavioli. Pinto inizia il consueto giro palla a cercare di accerchiare la difesa avversaria del Trissino, cade Pinto con anche un colpo alla testa per lui e sportivamente va sottolineato, si ferma il Forte dei Marmi consentendo i soccorsi per Capitan Joao Pinto
reduci da un contrasto abbastanza duro con probabilmente Davide Motaran poc'anzi, e dunque si dovrebbe ripartire con una pallina a 2. Il possesso dovrebbe essere appunto per il Forte, esatto, così è. E dunque Xavi Rubio in possesso di pallina per Motaran, sale Burgaia, ancora Rubio, Motaran, c'è Pinto su di lui. La rotazione adesso del Forte, che probabilmente in questo momento della stagione è la squadra più equilibrata, compatta del campionato. Ripartenza Trissino con Gavioli per Garcia, Pinto, Gavioli, finta la conclusione o magari non è riuscito a effettuarla al meglio. Intanto il numero di Gavioli lascia per Garcia, salva tutto Gnata in 2 occasioni, ancora Pinto, Gnata insuperabile, Rubio dalla parte opposta, Franco bollato da Capitan Pinto, si va da Burgaia, dialogano i due. Buono l'inizio del Trissino in questa fase del match. Rubio prova a metterla dentro e arriva il gol del pareggio. Vediamo se l'arbitro lo dà. Sì, l'ultimo tocco è stato del numero 4. No, se l'ha toccata Ambrosio per ultima, sì. Il pareggio del Forte dei Marmi, il numero 5 Ambrosio. E dunque pareggia subito i conti il Forte dei Marmi al minuto 4:50. Il tocco sul secondo palo da parte, mi è sembrato appunto, di Ambrosio per il gol dell'1-1 per un Forte dei Marmi che ha reagito immediatamente allo svantaggio del gol messo a segno da Malagoli. Tanto vediamo il Trissino adesso come reagirà al gol del pareggio della formazione toscana. Davide Gavioli, un controllo impreciso da parte di Malagoli che permette a Burgaia di recuperare la pallina. Lo stesso Malagoli va a pressare forte, ma riesce ad uscire dalla pressione il Forte e adesso scarica questa pallina per Rubio. Non si intende però con Xavi e può ripartire il Trissino. 5 minuti e 50 finora, 1-1 il punteggio tra Trissino e Forte dei Marmi. Un match che è iniziato subito molto forte, come ci aspettavamo, così non poteva essere altrimenti, con due squadre dal valore assoluto che si vogliono affrontare in questa partita. Malagoli di prima intenzione, un tocco di Gnata che dice di no alla conclusione da fuori. Intanto il fallo di Ambrosio su Garcia è il secondo fallo il terzo del Forte dei Marmi. Uno ne ha commesso il Trissino finora. Il risultato però è di 1-1 con, ricordiamo, Malagoli che ha aperto le danze e il pareggio di Ambrosio. Attacca il Trissino con Pinto, dietro porta c'è Malagoli, non c'è uno spazio facile, si deve andare da Gavioli. Gavioli prova a servire in mezzo, ma è buona la giocata difensiva da parte di Xavi Rubio che interrompe questa opportunità per il Trissino e dà il là alla ripartenza del Forte. Ambrosio preferisce ripartire da dietro da Xavi Rubio, giocatore che si è fatto apprezzare da queste parti 2 stagioni or sono sotto la guida di Manuel Barcelò. Lo scarico di Ambrosio che poteva anche mettere in difficoltà Català, che non si è fatto sorprendere. Riparte Gavioli, su di lui c'è la rete, attenzione a una occasione importantissima per il Trissino con Malagoli che da posizione ravvicinata non è riuscito a trovare la porta, dandoci addirittura l'illusione del gol dalla nostra postazione. E adesso ci sono delle vibranti proteste da parte del numero 6 del Trissino, Andrea Malagoli, nei confronti del direttore di gara, che lo ricordiamo nella fattispecie è il signor Simone Brambilla, che sta arbitrando assieme
a Claudio Ferraro. C'è un piccolo conciliabolo intanto in campo, risultato sull'1-1, apre Malagoli, risponde Ambrosio, riparte il possesso del Trissino con Davide Gavioli per il capitano João Pinto. Malagoli prova a sfruttare il blocco di Pinto, l'imbucata che non riesce per una questione di centimetri, e poi Ambrosio legge benissimo questa ripartenza, perde palla e salva tutto ancora una volta Gnata, 2 volte su Malagoli e anche sulla ribattuta di Pinto non riusciamo a buttarla dentro. Si salva il Forte, tenuto in piedi da un monumentale Riccardo Gnata in questa circostanza. Trissino che comunque pare aver iniziato con un piglio ben diverso da quello che avevamo visto nel turno infrasettimanale col Sandrigo. (15 secondi per andare alla conclusione del Forte). Attenzione, Ambrosio non riesce a superare Català, ma un rimpallo gli aveva consentito di una conclusione abbastanza facile. La conclusione di Motaran salva Català, ripartenza Gavioli in mezzo a 2, non riesce ad uscire dalla pressione di Motaran, riesce adesso a servire Garcia, la girata volante da parte di Pinto che gli rimane un po' troppo sotto e non riesce a dare potenza a questa conclusione, e dunque permette al Forte di riprovarci. Conclusione da fuori di Motaran, respinta da Català, non c'è un attimo di sosta, è una partita molto bella fino a questo punto. Attenzione perché recupera la pallina il Forte, permette però al Trissino di riposizionarsi con Burgaia, la finta di Burgaia, arriva a girare pallina con Rubio. 9 minuti sul cronometro, 1-1 il punteggio tra Forte e Trissino. Burgaia, c'è Gavioli su di lui, l'inserimento di Rubio, dietro porta per Ambrosio, dialoga ancora con Xavi Rubio, prova a liberarsi dietro porta Ambrosio, riesce a tenerla, dietro per Burgaia, finta la conclusione, si allarga sul lato di destra, lo scarico, la salva Català che di fatto se la trova addosso. Malagoli riesce a vincere questo contrasto con Xavi Rubio e permette al Trissino di riprendere fiato dopo questo momento di forcing abbastanza accentuato da parte del Forte dei Marmi. Dentro Faccin, fuori Garcia, nelle fila del Trissino che inizia a ruotare un po' il roster a disposizione di coach Nuno Resende. La prima pallina giocata in questa partita da Ale Faccin, finora 8 reti per lui in questa stagione. Gavioli per Malagoli, prova una conclusione per la verità abbastanza telefonata, facile la parata di Gnata, 3 contro 2, ha provato Burgaia a servire Ambrosio, c'è Pinto adesso che preferisce non forzare la giocata, da Malagoli, salva ancora una volta Riccardo Gnata. Attenzione alla ripartenza del Forte con Motaran, diagonale che sfiora il palo alla sinistra di Català. Partita assolutamente bellissima in questa fase. 10,5. Faccin per Malagoli, non ha spazio Malagoli, allora deve ritornare all'indietro da Davide Gavioli. Il blocco di Gavioli libera la conclusione di Malagoli che la mette sotto il 7. Gol del Trissino! Con il numero 6 la raddoppia Andrea Malagoli! E dunque cambia il punteggio al Paladante con questa conclusione al 10,50 da parte di Andrea Malagoli, che da distanza siderale l'ha messa proprio lì sotto il 7 all'incrocio dei pali, dove anche quel gran portiere di Riccardo Gnata non poteva arrivare. E dunque il Trissino si riporta avanti per la seconda volta nel match, ancora una volta con il suo uomo più in forma del momento, ovvero Andrea Malagoli, al gol numero 14, dicevamo, della sua stagione. È il secondo miglior marcatore del Trissino, il primo per il momento è Manu Garcia con 16.
E dunque si riparte con i padroni di casa avanti, che mettono in pista per la prima volta nel match anche Andrea Scuccato, che adesso va a franco bollare Burgaia in area di rigore. Pallina proprio per Burgaia, dentro anche Marti Casas nelle fila del Forte, un giocatore strepitoso, 15 reti per lui finora. Viene fischiato un fallo alla difesa del Trissino, fallo numero 2 per la squadra di casa. A riposarsi intanto per la prima volta nel match in panchina il giocatore autore di una doppietta, Andrea Malagoli. Conclusione di Motaran, pallina fuori di poco, può riorganizzarsi il Trissino con Pinto, non pressa il Forte, non riesce Faccina ad arrivare su questa pallina, va a lottare con Casas, ma è proprio il giocatore del Forte a vincere questo possesso, questo contrasto e dare il là alla ripartenza dei toscani con Jordi Burgaia. Si fa vedere Xavi Rubio, c'è Scuccato su di lui, si allarga Rubio, non può andare alla conclusione diretta, lo scarico dentro per Casas, questa volta è una gran parata di Català, ripartenza 3 contro 3 del Trissino con Pinto che si sbraccia un po' assieme a la conclusione di Gavioli, fuori di un non nulla, dicevamo il contrasto di Pinto e Motarana ancora adesso a lottare, la protegge bene Pinto, non ha uno spazio facile per servire Faccino, non la valle indietro da Gavioli, adesso in possesso Ale Faccin per il capitano Joao Pinto, lo va a prendere Burgaia, prova la giocata personale, Pinto si salva la difesa del Forte, ripartenza dei toscani, Burgaia, buona giocata difensiva di Scuccato, ma è pressione molto forte adesso del Forte, scusate il gioco di parole, la ripartenza a Scuccato, out di destra Scuccato, troppo centrale il suo tiro, respinto facilmente da Gnata, preferisce non forzare la giocata adesso il Forte e giocare un po' col cronometro. Ambrosio, c'è Pinto su di lui, 12 all'intervallo, 2-1 Trissino, prova la giocata personale Ambrosio, non riesce però a superare Pinto, inserimento di Faccin, conclusione di Faccin, respinta da Casas e adesso è proprio il giocatore del Forte a iniziare l'azione per i suoi, Burgaia, Rubio, Casas. Trissino intanto chiama time out, vuole vederci chiaro coach Resende, prova la conclusione Rubio, forse addirittura con la visiera ha respinto Català, la conclusione da fuori ancora di Ambrosio, dice di no ancora col guanto Català, ma adesso è forte l'incidenza nel match dal punto di vista offensivo del Forte dei Marmi. Rubio dietro per Ambrosio, Ambrosio cerca una deviazione di Burgaia, la toglie dal 7 col guantone Adrià Català, Gavioli la alza un po' troppo, fuori Pinto, dentro Malagoli nelle fila del Trissino e c'è il primo minuto di sospensione tecnica chiesto proprio dalla panchina del Trissino con coach Nuno Resende che vuole vederci chiaro, vuole cercare di riorganizzare un po' il gioco dei suoi e adesso c'è il minuto di sospensione tecnica con invece Alberto Orlandi che dal suo punto di vista vuole cercare di dare qualche indicazione dal punto di vista tecnico a un Forte che fino a questo momento ha fatto molto bene, ha creato diverse occasioni da gol e si è trovato di fronte una grande prestazione finora di Adrià Català. Entrambi i portieri, va detto, fino a questo momento sono in 3 migliori in campo. Siamo pronti a ripartire a 11 e 11 dall'intervallo con il Trissino avanti 2-1, al secondo il gol di Malagoli, al quarto il gol di Ambrosio e al 10:50 ancora Malagoli per il 2-1 con cui il Trissino sta conducendo il match. Questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie 1. Possesso Forte con Burgaia, non riesce ad arrivare sulla pallina servitagli da Xavi Rubio,
può riprendere la sfera il Trissino e accelerare con Andrea Scuccato, l'inserimento di Faccin che non riesce a controllare la sfera, la recupera Casas, accelera il Forte dei Marmi, la conclusione di Casas e la respinta di Català, non c'è un attimo di tregua, attacca Gavioli in area, la conclusione di Gavioli, la respinta di Ignata. Che bella partita stiamo vedendo stasera al Paladante. Noluc di Burgaia per la conclusione di Ambrosio, il tocco difensivo da parte di Scuccato e il Trissino che può salvarsi in questa opportunità. 10:31 all'intervallo, 2-1 per il Trissino in questo big match del Paladante. Davide Gavioli, Scuccato, ancora per Davide Gavioli, Malagoli, prova l'inserimento Scuccato, lo scarico per Gavioli, un po' troppo arretrato, non può arrivarci il 71 di Casa, pallina che rimane lì e danza sulla linea di porta. Ma non ne vuole sapere di entrare. Tanto sull'altro campo Lodi sta vincendo 1-0 a Correggio. Intanto una nota per la regia, ci stanno scrivendo da casa che la diretta sta andando un po' a scatti e sembra ci sia assenza di segnale, lo dico per la regia, vediamo se mi possono venire in aiuto in qualche modo. Noi dobbiamo andare avanti perché c'è il gol del Trissino ed è il gol del 3-1. Gol del Trissino, ancora il numero 6 Andrea Malagoli e arriva il terzo gol con Malagoli al 16esimo, un tocco ma il gol è dato a Malagoli, il 3-1. Il 8:54, prova ad attaccare il Forte, nel frattempo cerchiamo di risolvere il problema tecnico che ci è stato segnalato da Casa. Attacca il Forte dei Marmi, viene fischiato un rigore al Forte dei Marmi. A 8:35 dall'intervallo. Ci segnalano che è saltata di nuovo la diretta. Allora nel frattempo cerchiamo di risolvere. C'è un rigore per il Forte dei Marmi con Ambrosio. Finora il Forte nella speciale statistica. Ambrosio contro Català, rete. Gol del Forte dei Marmi, ancora con Federico Ambrosio. C'è dunque il gol del Forte dei Marmi che si rifà sotto al minuto numero 17. Tanto ci dicono che potrebbe saltare il collegamento per la tanta gente collegata. Da un certo punto di vista sarebbe bellissimo che sia questo il problema. Poi durante l'intervallo cercheremo di verificare un po' la linea e cercheremo di ricollegarci. Tanto ancora lo scarico di Malagoli, tanto cercando di fare un po' di ordine
approfittiamo proprio di questo time out chiesto dalla panchina del Forte dei Marmi per fare un po' di ordine a 8:10 dalla fine del primo tempo. Sbloccato il risultato Malagoli al secondo, il pareggio di Ambrosio al 4:30, il nuovo vantaggio del Trissino con Malagoli al 10:50, al 16° ancora Malagoli con una deviazione e poi al 17° il rigore di Ambrosio, 3-2 quindi il parziale. Conclusione di Scuccato, respinta Dagnata. Intanto ci perdonerete se non è fluida la nostra telecronaca come sovente, ma stiamo cercando in maniera più pronta possibile di arrivare a risolvere i problemi tecnici che stanno rendendo non totalmente ottimale questa diretta. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori, ma davvero non riusciamo a capire quale possa essere il problema. Tutti i parametri qua ci sembrano ottimali, quindi speriamo sia un problema che si risolverà presto. Garcia per Pinto, va a servire Malagoli, ancora Pinto da fuori, la conclusione, cerca una deviazione che non arriva, la pallina rimane lì, viene redarguito verbalmente João Pinto nelle fila del Trissino. E quindi c'è un parecchio conciliabolo in pista tra i giocatori e i direttori di gara. Una partita che questa si vince anche con la testa, non solo con la pallina e le gambe, con la tecnica e le gambe, ma si vince anche e soprattutto con la testa. L'arbitro interrompe di fatto questo possesso del Trissino e chiama una pallina a 2. Trissino che adesso prova ad entrare in area di rigore con Garcia, sradica la pallina Rubio, va in ripartenza la formazione toscana. In pista adesso c'è anche Giacomo Maremmani nelle fila del Forte, protesta Trissino per un tocco di pattino che non viene ravvisato dal direttore di gara. Maremmani per Casas, Rubio, Ambrosio dietro porta, si fa vedere ancora Maremmani, da dietro riparte Rubio. 6:42 all'intervallo, 3-2 per il Trissino. Rubio va a cercare Casas, buona la giocata di Casas su Pinto che però lo difende molto bene, vuole partire da dietro Ambrosio, lo scarico per Maremmani, il tocco in combinata tra Garcia e Pinto. Garcia è già dalla parte opposta a girare pallina con Scuccato e Malagoli. Rubio va a prendere Malagoli, si libera la conclusione, anzi no, è uno scarico proprio per Scuccato. Nel frattempo un promemoria per tutti coloro che ci stanno seguendo nel caso in cui ci fossero ulteriori problemi. Attenzione, intanto Rubio fuori. Nel caso in cui ci fossero problemi con la trasmissione, noi ricordiamo anche che potete tranquillamente
seguire la partita sui canali FISDA, ma anche su tutto quello che è il nostro live sulla pagina Instagram del GS Hockey Trissino. E proprio perché parliamo di social, un abbraccio va al mio alter ego Alberto Rizzi, che non può essere ancora con noi, ma lo sarà tra pochissimo, e a lui va un abbraccio. Rubio per Casas, 5-10 all'intervallo, 3-2 Trissino. Casas controllo impreciso, lo va a prendere Garcia. Prova la conclusione al volo Maremmani, si salva però il Trissino. Attenzione, ripartenza di Rubio, buona intercetto di Malagoli che va 1-1. Malagoli, pallina alta di pochissimo, è andato vicino al personale poker il 6, stavolta però mira leggermente da rivedere. Maremmani va a prenderlo Garcia, scarico all'indietro per Scuccato. Scuccato perde una brutta pallina, 3-2 adesso del Forte, però Rubio preferisce non forzare e gioca un po' col cronometro a 4:15 dall'intervallo. Chiama timeout ancora Nuno Resende, però fa possesso il Forte dei Marmi. Casas, il blocco di Ambrosio, provato un alza e schiaccia mostruoso Casas. Maremmani, area di rigore, la conclusione di Maremmani, la parata di Català, spazza via Malagoli per non correre rischi. Dentro di nuovo Motaran nelle fila del Forte dei Marmi. Rubio dietro porta, prova a sorprendere Català, suo ex compagno di squadra ai tempi proprio qui del Trissino. Pinto non ha una possibilità di andare verso il tiro e allora gioca un po' con la pallina. Buono il suo scarico per Malagoli, finta la conclusione, preferisce non forzare, va da Gavioli. Malagoli, Pinto, 3 minuti e 16 all'intervallo, 3-2 per il Trissino in questo primo tempo del big match col Forte dei Marmi. Davide Gavioli per Malagoli, non riesce la sua conclusione per l'opposizione della difesa del Forte. 5 secondi per andare alla conclusione, ancora Malagoli, ancora parata di Gnata. Ambrosio, transizione offensiva da solo, va a sbattere in mezzo a due, ripartenza del Trissino, non si intendono stavolta Pinto e Malagoli, dunque preferisce fare possesso la squadra di casa con il 71. Dietro porta c'è Garcia, Pinto, la conclusione deviata, salva col gambale Gnata. Ottimo il suo senso della posizione, portiere di livello assoluto Riccardo Gnata. Con i 3 parziali di stasera finora il Forte dei Marmi ha subito solamente 30 reti in 14 partite. Prova, attenzione il Forte con Ambrosio, si salva il Trissino, va in ripartenza Gavioli, è da solo, prova lo scarico dentro, viene spostata la porta dalla difesa del Forte dei Marmi. C'è time out per il Trissino, 2 minuti precisi alla fine del primo tempo, 3-2 per il Trissino. Speriamo intanto che la linea sia migliore, che riusciate a seguire con noi questa partita, questo super big match tra Trissino e Forte dei Marmi. Il riepilogo dei marcatori: Malagoli ha segnato 3 volte per il Trissino, al secondo, all'11° e al 16°, mentre Ambrosio ha segnato 2 volte, al 4° e tenenta e al 17° su rigore. La statistica dei rigori dice che il Forte ha segnato adesso il secondo rigore del suo campionato su 5 tirati. Trissino invece ne ha segnati 2 su 3. Molto migliore invece la statistica dei tiri diretti per la squadra di Orlandi, 10 tiri diretti segnati su 32, Trissino invece ne ha segnato 1 solo su 10. E andiamo adesso a vivere insieme gli ultimi 2 giri di orologio di questo primo tempo, con il Forte che perde pallina con Burgaia. Ottima giocata di Gavioli
che sembra essere in serata. Giro pallina veloce del Trissino con Pinto che va a puntare Xavi Rubio. Buona giocata difensiva del giocatore maglia numero 17 che adesso può impostare per il Forte. Motaran, Rubio, Motaran, 1:24 all'intervallo. Prova un'imbucata Burgaia per Rubio. Non riesce il Trissino a rubare pallina al Forte. Burgaia va portato fuori da Gavioli. Circolazione veloce di Rubio per l'inserimento di Motaran. Prova a far fuori Garcia, la parata di Català che si salva. Burgaia per il giro pallina molto intenso e forte degli ospiti. Giocata di Rubio, lo scarico, para sul primo palo Adria Català. Sta chiudendo in forcing pazzesco il Forte dei Marmi. Attenzione Burgaia, area di rigore. Català in tuffo, dice di no. Riparte il Trissino con Capitan Pinto. Malagoli non vuole forzare e va a fare possesso perché può andare fino in fondo la squadra di casa. Nell'ultimo possesso del primo tempo mancano 25 secondi alla fine. L'inserimento di Gavioli gli sporca il possesso molto bene Ambrosio e viene fischiato un fallo al numero 5 del Forte dei Marmi. A qualche protesta coach Alberto Orlandi nei confronti del direttore di gara signor Claudio Ferraro, che però non vuole sentire ragioni. È il quarto fallo di squadra commesso dal Forte dei Marmi. Tanto ci segnalano da casa. Un saluto anche a Stefano Zamperin della FISR. Cico dice che in questo momento il segnale sta andando meglio. Speriamo di poter proseguire così. 6 secondi, prova l'ultima conclusione Malagoli. Pallina che però termina sulle stecche dei giocatori del Trissino e si va all'intervallo. E allora ci siamo pronti a vivere insieme quello che speriamo sia un grande secondo tempo tra il GS Hockey Trissino e il Forte dei Marmi. Attacca subito la formazione di casa con il direttore di gara che, lo ricordiamo, è il signor Claudio Ferraro assieme a Simone Brambilla. Viene fischiato un fallo al Forte dei Marmi, è il quinto per la formazione toscana. Ci prova Pinto, la pallina rimane ancora tra il possesso dei padroni di casa. Davide Gavioli per Garcia, ancora Gavioli, prova l'imbucata per Manu Garcia. C'è anche il suo zampino nel terzo gol, ma la deviazione vincente è stata quella di Malagoli. Dunque grande protagonista Malagoli, 3 reti per lui, 2 per Federico Ambrosio. Malagoli lascia pallina perché si erano esauriti i 45 secondi di possesso. Riparte ora il Forte con Jordi Burgaia. Forte in quintetto con Ignata, Rubio, Burgaia, Motaran e Ambrosio. Trissino che risponde con Català, Malagoli, Davide Gavioli, Garcia e Joao Pinto. Adesso inevitabilmente ci aspettiamo un Forte dei Marmi che cercherà di trovare prima possibile il gol del pareggio per poi andare all'attacco di quella che sarebbe per la formazione ospite quarta vittoria esterna, mentre il Trissino, se dovesse portare a casa questo risultato, andrebbe ad ottenere la quinta vittoria casalinga della stagione. Mentre ricordiamo una particolare curiosità, che il Trissino fino a questo momento non ha mai pareggiato un solo incontro in tutto il campionato. O vince o perde finora la squadra di Resende. Fallo di 5 secondi per il Forte, dunque il Trissino prova ad attaccare ora con il capitano Joao Pinto. Malagoli ancora su Pinto, dialogano i due, si è chiusa bene la difesa del Forte dei Marmi. Attacca Gavioli,
prova l'1-2 con Malagoli, la conclusione di Garcia alta di poco, ci sono ancora 22 secondi per il possesso del Trissino. Malagoli prova la conclusione che viene però deviata, Gnata serve di fatto la pallina a Garcia e ha un altro possesso pieno il Trissino. Dietro porta Davide Gavioli, ha provato un improbabile alza e schiaccia, recupera la pallina il Forte dei Marmi con Federico Ambrosio. Cambio di direzione di Ambrosio, si affida a Motaran, l'esperienza del 2. Passaggio all'indietro ancora per Ambrosio che prova a liberarsi, uno scarico sul secondo palo. Si salva il Trissino, la pallina però rimane a Motaran, area di rigore. Cade in area Ambrosio, non c'è niente secondo il direttore di gara, ma il Trissino sfrutta male questa possibile ripartenza e permette al Forte un nuovo attacco con Motaran che accelera, area di rigore, la pallina rimane lì. Il pareggio da parte del Forte dei Marmi, anzi l'arbitro lo annulla, vediamo, sì, mi pare che sia stato annullato esattamente il gol di Motaran. Siamo al terzo minuto della ripresa, avrebbe trovato il gol Motaran, rete annullata. Annullato il gol del possibile 3-3 da parte del signor Claudio Ferraro. Pinto per Garcia, si rimane 3-2 per i padroni di casa che comunque adesso devono soffrire per quello che sarà inevitabilmente il forcing degli ospiti di Alberto Orlandi. Perde palla il Trissino Malagoli, riparte Motaran. La fisicità del giocatore del Forte, la parata di Català sulla potente conclusione di Davide Motaran. Attacca il Trissino con Manu Garcia. Malagoli gioca in orizzontale, adesso la squadra di Resende cercare un'imbucata, la trova in Malagoli, ma è ben posizionata la difesa del Forte. Buono lo scarico per Manu Garcia, intercetto della difesa del Forte. Ambrosio dalla parte opposta, è lo stesso Garcia ad arrivare per primo su questa pallina. Ricomincia ad essere veramente intenso il ritmo della gara. Tenta lo scarico Malagoli, gli ruba però la pallina Jordi Burgaia. Buona giocata difensiva del numero 7 del Forte dei Marmi, che adesso imposta da dietro con Xavi Rubio. Motaran per Burgaia, ancora Ambrosio, attacca sulla marcatura di Garcia. 3-2 Trissino, se ne sono andati i primi 4 minuti e mezzo della ripresa. Malagoli arriva sulla pallina, chiama lo schema Malagoli al movimento, Pinto per Gavioli, dalla panchina coach Resende chiama i suoi ad una maggiore intensità nella fase di possesso di palla, tanto c'è un problema a Manu Garcia, vediamo cosa si tratta. Facciamo fatica da questa postazione a verificare di che si tratta. Ok, in ogni caso noi andiamo avanti con un bel match che è iniziato così come era finito il primo tempo, e cioè con una grande intensità di gioco da una parte e dall'altra. Se ne sono andati proprio i primi 5 minuti, siamo ancora 3-2 Trissino, sembra che si possa riprendere a giocare. Il Forte con grande fair play e sportività restituisce la pallina al Trissino, che adesso attacca con Davide Gavioli, prova ad accelerare, cade Garcia, Gavioli sul primo palo, chiude bene Gnata e recupera pallina Ambrosio, velocissimo il 5, gli sporca la pallina Malagoli, ma è dentro e arriva Motaran per il gol del pareggio. Stavolta sì, è valido, questa volta sì, gol di Motaran, che dunque lo trova davvero, gli era stato annullato poc'anzi. E adesso al 5:30 Motaran su assist di Ambrosio trova il gol del 3-3 e dunque cambia ancora il parziale
al Paladante, però c'è probabilmente la necessità dell'intervento dello staff sanitario del Forte dei Marmi, così è, per un problema occorso a Federico Ambrosio. Ovviamente è una banalità, ma è determinante il suo apporto per questa squadra in questa partita. 2 gol e un assist nei 3 gol messi a segno dal Forte dei Marmi. Tanto le due squadre ovviamente ne approfittano per un mini time out, visto che il gioco è fermo per la necessità di intervento per Ambrosio, che rimane comunque a terra. Speriamo ovviamente che non si tratti di nulla di grave per il fuoriclasse del Forte dei Marmi. Cinque minuti e mezzo nella ripresa e Ambrosio si rialza, vediamo se magari avrà necessità probabilmente di uscire momentaneamente dal rettangolo di gioco, prendere fiato. Al suo posto è entrato Lorenzo Giovannetti. Giovannetti, che tra l'altro è un giovane del Forte dei Marmi, che all'andata aveva segnato il gol del 5-3. Dunque da tenere sotto stretta osservazione anche lui. Malagoli per Davide Gavioli, accelera, out di sinistra di Gavioli, tocco oltre la linea da parte di Gnata. Trissino che attacca velocemente con Malagoli, prova una conclusione rasoterra che va fuori davvero di poco, va a lottare Giovannetti con Pinto. Buona la giocata difensiva del giocatore del Forte. Rubio è già dalla parte opposta a tenere la pallina nella marcatura di Gavioli, riesce però a mantenere il possesso il giocatore del Forte, lo perde adesso con questo buon intervento difensivo da parte di Andrea Malagoli. 3-3 a 18:40 dalla fine, questo big match del Paladante. Pinto per Garcia, scarico per Malagoli che non la trova per una questione di centimetri. 27 secondi ancora per il possesso dei padroni di casa con Davide Gavioli. Prova un cambio di direzione su Burgaia, ancora una volta il tocco di Gnata oltre la linea, si ripartirà ancora con il possesso del Trissino. Altri 45 secondi a disposizione per la truppa bluceleste. Prova Malagoli, la deviazione, la pallina che si impenna. E di fatto il possesso sarà per il Forte dei Marmi che ha trovato il pareggio in questo avvio di ripresa con Davide Motaran, che prima aveva trovato il pareggio, gli era stato annullato, e poi quello vero è arrivato al 5:30, risultato che, come vedete in sovraimpressione, adesso è di 3-3. Forte che cresce, attenzione lo scarico di Rubio per l'inserimento di Giovannetti, non è falloso l'intervento di Pinto, ripartenza veloce del Trissino con il capitano, scarico dentro, la cerca di mettere giù Xavi Rubio, vorrebbero un fallo qui del Trissino, non di questo avviso direttore di gara. Giovannetti ottimo per la ripartenza di Rubio, c'è Gavioli su di lui, lo deve portare fuori, un tocco forse ai danni di Rubio non ritenuto irregolare da parte del duo arbitrale. Burgaia prova a liberarsi alla conclusione, c'è un po' di spazio, preferisce affidarsi a Motaran, gioca di sponda ora il Forte dei Marmi. Motaran, 20 secondi per andare alla conclusione dell'azione, circolazione di palla dei toscani che adesso attaccano ancora con Motaran, nuovamente pericoloso, chiude bene sul primo palo Adrià Català, vuole circolazione, vuole giro pallina, urla dalla panchina coach Resende. Pinto prova a liberarsi, la conclusione Malagoli, buona parata di Gnata, c'è a lottare Burgaia con Garcia, la protegge Garcia, il fallo
di Burgaia ed è il primo cartellino blu della partita per Jordi Burgaia. All'8° minuto della ripresa, blu a Burgaia. E dunque ci sarà un'opportunità dal tiro diretto per Davide Gavioli. Avevamo detto prima che in questo momento questo è un fondamentale che non sta funzionando a Trissino. Una rete su 10. Parlano le statistiche. Vediamo adesso questo 1 contro 1 di due ragazzi che si conoscono molto bene, Davide Gavioli e Riccardo Gnata. 8° minuto di gioco e 20 secondi. Ricordiamo cartellino blu per Jordi Burgaia e tiro diretto di Davide Gavioli che andrà contro Riccardo Gnata. Tutto pronto? Si può andare? La conclusione di Gavioli parata abbastanza facilmente. Aggiorniamo la statistica: 1 su 11 i tiri diretti del Trissino, che comunque ha l'uomo in più. Prova la conclusione proprio Gavioli, recupera il Trissino, buona giocata difensiva di Malagoli per Gavioli. Adesso c'è la superiorità numerica del Trissino, vediamo se la riesce a sfruttare. Conclusione di Garcia, respinta ottimamente da Motaran. Pinto, Malagoli, Pinto si allarga, chiude molto bene la difesa del Forte dei Marmi. Aveva trovato un'ottima conclusione Garcia, ha colpito la parte superiore della traversa. Garcia sfiora il gol ma non lo trova per questa conclusione che scheggia la traversa. Spazza via Rubio, ma la pallina arriva a Malagoli. Garcia per Gavioli, Gavioli cerca il primo palo, la pallina rimane lì, non c'è la deviazione vincente. Mancato l'ultimo tocco per il Trissino, ma sta difendendo molto bene il Forte dei Marmi. Pinto la perde, brutta giocata da parte del Trissino in superiorità. Esce benissimo Motaran, recupera palla Gavioli per Pinto. Palo esterno ancora, Garcia, Pinto attraversa la linea della porta, non ne vuole sapere di entrare sta pallina. Il Forte sta difendendo con le unghie e con i denti, attenzione perché adesso è già dalla parte opposta con Rubio che sfiora il gol con l'alza e schiaccia. Andiamo in ripartenza ma non riusciamo a tenerla, Rubio è da solo contro Català, alza e schiaccia, troppo alta. Abbiamo rischiato di prendere il quarto gol con l'uomo in più. Fuori Gavioli, dentro Faccin per quello che probabilmente sarà l'ultimo possesso in superiorità per il GS Trissino. Faccin ancora su Malagoli, Garcia, Faccin, controllo assolutamente impreciso e si esaurisce il bonus in superiorità numerica per la formazione di casa. Adesso è nuovamente in parità numerica. Garcia la spazza via male perché la riesce a prendere Giovannetti, area di rigore, cade, recupera palla ancora l'italo argentino, la lascia lì per Faccin, gol di Alessandro Faccin, grande gol di Alessandro Faccin, gol del Trissino, ha segnato il numero 5 Alessandro Faccin. E dunque arriva forse nel momento meno atteso il gol del vantaggio del Trissino con la conclusione di Ale Faccin che supera Gnata e riporta di nuovo avanti i suoi. Appena entrato Ale Faccin al 10° minuto e 40 secondi di questa pazza ripresa, una ripresa intensissima, sicuramente vietata ai deboli di cuore. Adesso noi speriamo davvero che il segnale qui dal Paladante vi stia arrivando chiaro e nitido nelle vostre case, nei vostri telefoni, tutti i vostri supporti video, perché davvero stiamo assistendo ad una partita bellissima.
14 minuti 15 secondi alla fine della partita, con il Trissino che si è portato a sorpresa avanti con il gol di Faccin. Il Forte dei Marmi aveva difeso in maniera ottimale con l'uomo in meno per il blu rimediato da Jordi Burgaia. Conclusione di Motaran deviata, può rientrare in possesso di pallina il Trissino adesso con Andrea Scuccato. Pinto, Malagoli per Scuccato, fallo in attacco, il terzo del Trissino. Ambrosio dietro porta, si affida a Motaran, conclusione, una sassata pazzesca di Motaran, fuori di pochissimo. Se avesse inquadrato lo specchio della porta avrebbe sicuramente impensierito e non poco il portiere del Trissino Adrià Català. Salutiamo anche tutti i colleghi che ci stanno seguendo da Forte dei Marmi. Un abbraccio in particolare all'amico Gabriele Buffoni che ci ha dato un supporto audio-video in questa diretta. Un abbraccio anche a Gabriele. Lo sport e l'hockey nel particolare sono belli perché ti permettono di conoscere persone splendide in tutta Italia. Pallina in mezzo a due, recuperata dal Trissino, non sfruttata al meglio, preferisce fare possesso ora la squadra di Resende. Pinto prova a accelerare su Giovannetti, pallina rimane dentro, facile l'intervento da parte di Gnata. E adesso a 13 esatti dalla fine il Forte dei Marmi ha un nuovo possesso con Marco Motaran, è rientrato in pista Federico Ambrosio, dunque per fortuna il bomber del Forte dei Marmi non ha avuto un problema fisico molto importante. Prova adesso proprio a scaricare per Giovannetti, Giovannetti molto bene in mezzo, si era liberato bene, poi il suo retropassaggio per Motaran non è stato dei migliori. Malagoli, Faccin, non c'è spazio, si deve ripartire all'indietro dove c'è Scuccato. Pinto, stavolta gioca male con la sponda e permette al Forte di avere nuovamente possesso della pallina. Si prova a liberare Ambrosio, rientrato perfettamente in pista, lo scarico per Casas, difende molto bene su di lui Pinto, ottima giocata di Faccin, raddoppiato da Casas e Giovannetti. Pinto, c'è Casas su di lui, scarico per Malagoli, perfetta giocata difensiva di Ambrosio, 3 contro 3, Casas viene portato fuori da Faccin che gli ruba pallina, ottima giocata difensiva del 5 trissinese, ripartenza Scuccato, prova a liberarsi alla conclusione, preferisce però non forzare e si affida al capitano. Malagoli va a puntare Motaran, Malagoli dietro porta, Motaran sempre molto efficace nell'azione difensiva. 25 secondi per andare al tiro. Scuccato prova l'intercetto Ambrosio, non gli riesce per una questione di centimetri, prova ad accelerare Pinto, tanto si accende la spia del timeout per il Trissino, area di rigore con attenzione, un contrasto tra Casas e Scuccato dalla parte opposta. Motaran sfiora l'incrocio dei pali, pericolosissima la conclusione del 2 della formazione toscana. Si salva il Trissino e adesso timeout in pista chiamato proprio dalla panchina della formazione bluceleste. Riepiloghiamo un po', a 10:54 dalla fine siamo 4-3 per il Trissino, con nella ripresa il pari del 3-3 momentaneo di Motaran su assist di Federico Ambrosio. All'ottavo il blu a Burgaia, tiro diretto di Gavioli parato da Gnata.
la traversa di Garcia e poi la rete al 10:40 di Ale Faccin, con il Trissino che è avanti di 1, ma come spesso mi piace dire 10 minuti e 54 in questo sport sono una vita e mezza, e quindi siamo ben lungi da pensare che questa partita finirà così. Necessità di asciugare la pista per un po' di acqua fuoriuscita dalle borracce dei giocatori del Trissino durante il time out. Quattro a 3 Trissino, ma manca veramente tantissimo, quindi può succedere di tutto dentro Maremmani nelle fila del Forte. Si riparte col possesso Trissino. Gavioli, Garcia, Gavioli gli sporca il possesso, l'ottima giocata difensiva di Marti Casas, che adesso prova ad accelerare col Forte dei Marmi, che manda in possesso di pallina Maremmani. Casas accelera, cambio di direzione di Casas, l'imbucata per Motaran, prova a buttarsi dentro Casas, si riparte dietro da Maremmani, 25 secondi per la conclusione, se la gioca abbastanza male il Forte questo possesso, e adesso il Trissino ha 45 secondi per andare ad una nuova conclusione offensiva. Gira pallina con Gavioli, Pinto, Faccin e Garcia. Molto ben posizionata la difesa del Forte dei Marmi, buona giocata questa di Gavioli per Faccin, e qui il Trissino si becca il primo blu della sua partita con questo fallo di Ale Faccin esattamente al 15°. Blu a Faccin, e dunque ci sarà un tiro diretto per Motaran. Motaran contro Adrià Català. Dicevamo la statistica dei tiri diretti del Forte, dice 11 reti su 32 conclusioni, praticamente il 33% di realizzazione, mentre il Trissino finora ne ha segnati 1 su 11, una percentuale bassissima. Tutto pronto, Brambilla dice che si può andare, e dunque Motaran contro Català. Va per il pareggio il Forte dei Marmi. Català la conclusione, l'arbitro però fa ripetere perché a suo giudizio si è mosso anticipatamente Adrià Català. Qualche protesta dei giocatori del Trissino, ma così ha visto Brambilla, si deve ripetere, e dunque nuova opportunità per il Forte con Motaran dal dischetto. Vediamo se tirerà direttamente o se andrà verso Català. Tiro diretto, la parata di Català e la traversa. Prima para Català e poi la traversa, dice di no. Tanto però c'è un piccolo problema di natura fisica per Adrià Català, che chiede l'intervento dello staff. Si va a chiarire con Fede Ambrosio, probabilmente un contrasto tra i due, vediamo, non credo nulla di particolare. Adesso però ovviamente c'è il Trissino che a 9:50 dalla fine avrà l'inferiorità numerica, e il Forte dunque che attaccherà con l'uomo in più a caccia del gol del pareggio. Possesso però per il Trissino con Gavioli, ovviamente pressione molto alta dei giocatori del Forte. Malagoli la gestisce molto bene per Gavioli, Garcia, ancora Gavioli. Stanno adoperando il massimo sforzo per tenere la pallina più lontano possibile dalla propria
metà campo. Adesso però è possesso per il Forte, che attaccherà con l'uomo in più. Maremmani, attenzione, la porta viene spostata da Ambrosio. Si lamenta Federico Ambrosio nei confronti del direttore di gara, che però non è dell'avviso del giocatore del Forte. 9:25, sempre l'uomo in più per il Forte di Marmi, che adesso fortissimamente vuole trovare il gol del pareggio. Recupera pallina nella palla 2 il Forte, adesso dunque può girare con Maremmani. Motaran, Maremmani prova a prendere il centro, Ambrosio prova un blocco, Casas non riesce a bloccare questa pallina, deve continuare a girare palla il Forte. A spazio Maremmani, non si fida però di dare la conclusione, ci prova invece Motaran, fuori di pochissimo. Palla a 2, fischiano i direttori di gara Claudio Ferraro e Simone Brambilla. Recupera la pallina il Trissino e qui l'arbitro fischia un fallo e non ravvisa gli estremi per un provvedimento disciplinare. Spazza via Malagoli per rischiare meno possibile. 8:53. Maremmani, Motaran, Maremmani a spazio, deve resistere il Trissino perché è ancora con l'uomo in meno. La conclusione di Ambrosio, la parata di Adrià Català. 8:38 alla fine, pressione massima ora con l'uomo in più del Forte di Marmi. Ambrosio prova la conclusione personale, rimane Limo, Maremmani, pallina che rimane ferma, perde questa opportunità il Forte di Marmi, prova ad accelerare Malagoli che va addirittura a servire Garcia, opportunità d'oro per il Trissino e viene fischiato un rigore per il Trissino. Le proteste vibranti del panchina e di Gnata, che non è dell'avviso del direttore di gara. Diciassettesimo rigore per il Trissino, c'è Joao Pinto sul punto di battuta. Sui rigori il Trissino ha una percentuale di 2/3 e Joao Pinto è già sul dischetto. Non dovesse segnare ci sarebbe ancora l'inferiorità numerica per il Trissino. Tutto è pronto, Pinto contro Gnata, parata di Gnata che spazza via. Se l'è giocata malissimo il Trissino questa opportunità dal dischetto col suo capitano che non è riuscito a superare Gnata e dunque rimane 4-3 il punteggio al Paladante a 8 minuti e 17 dalla fine. Una partita infinita di rara intensità. Attenzione perché manca ancora qualche istante con la superiorità del Forte di Marmi. Recupera palla Malagoli, Gavioli prova a lanciare in profondità per Pinto che va a disorientare Maremmani e si lamenta ancora con se stesso Pinto per aver fallito il rigore del possibile 5-3 in inferiorità, che svanisce però l'inferiorità perché adesso si torna a giocare 4 contro 4. Malagoli da solo, la conclusione respinta dal pattino di Ambrosio. Adesso si è di nuovo 4 contro 4, ma il Forte attacca con Ambrosio, giocata circense di Ambrosio in mezzo a 3. La conclusione di Motaran che si alza, adesso è battaglia pura, ripartenza Trissino con Pinto che invece di accelerare preferisce tenere la pallina, va da solo Pinto, si affida a Garcia. Davide Gavioli ancora per Pinto, possesso giocato così dal Trissino che preferisce buttarla via e dare la pallina al Forte. 7 minuti alla fine, 4-3 Trissino. Ambrosio la prova, c'è Motaranda dietro, vediamo se prova la giocata personale oppure va con il possesso. Maremmani, Casas è lì davanti a cercare la deviazione, Motaran ha un po' di spazio, va dietro porta, portato fuori da Manu Garcia. Maremmani, il blocco di Ambrosio,
Maremmani va dietro porta, 17 secondi per andare alla conclusione. Mezza deviazione di Malagoli, non inefficace, la conclusione da fuori di Ambrosio. Time out in campo, chiamato dalla panchina del Forte dei Marmi, quando mancano 6:25 alla fine e il Trissino è avanti di 1, ma sta veramente succedendo di tutto in questa ripresa. Dicevamo il gol annullato a Motaran al terzo, il pareggio di Motaran al quinto e 30 con l'assist di Ambrosio, il blu a Burgai all'ottavo con il tiro diretto di Gavioli fallito, la traversa di Garcia, il gol del 4-3 di Faccin al 10:40, il blu proprio a Faccin al 15°, il tiro diretto di Motaran parato e poi il rigore di Pinto parato sempre da Gnata. Quindi veramente questa partita finirà solo quando suonerà la sirena e può finire in ogni modo, perché queste due squadre si stanno dando battaglia. Attenzione perché qua il Forte ha una buona opportunità. Motaran, Burgaia, buona giocata difensiva di Gavioli, si lotta su ogni pallina, Burgaia è dietro porta, la protegge in mezzo a due ma la recupera Pinto con un'ottima giocata difensiva, contrattacco 3 contro 2 del Trissino, Pinto, area di rigore, Pinto! Joao Pinto! Il gol del Trissino! Gol del Trissino! Ha segnato il capitano Joao Pinto! E dunque arriva il gol del Trissino con Pinto al 19°, la rete del 5-3 in ripartenza. Gran gol del capitano che si fa perdonare per l'errore dal dischetto di pochi minuti fa. Pinto, franco bollato da Motaran. La rete di Garcia! Sesto gol del Trissino! Gol del Trissino! Con l'84 Manu Garcia! E dunque arriva il sesto gol del Trissino, che in 30 secondi davvero ha trovato l'allungo. E dunque adesso siamo 6-3 per il Trissino. E adesso una notazione, fatemelo dire, perché ci manca tremendamente, ci manca tanto il boato del pubblico del Paladante ad un gol del Trissino, e siamo sicuri che se l'armata trissinese fosse stata qui dentro al palazzetto con una partita così e con un parziale come questo, avrebbe veramente fatto tremare letteralmente il palazzetto. E tutti noi speriamo che quanto prima, non sappiamo quando, ma prima possibile, si possa tornare tutti insieme qui al Paladante a far vibrare di emozioni blu celesti il vecchio palazzetto cittadino, che è la casa di tutti i tifosi trissinesi che stanno fremendo, che stanno sudando davanti al PC. Malagoli, si fa vedere Davide Gavioli, la tiene, buono il suo gioco, prova l'1 contro 1 con Gnata che gli chiude lo specchio. 4:51. Ambrosio, deviazione efficace da parte di Garcia che gli ruba la pallina e permette a Malagoli di andare in ripartenza. Il Trissino c'è, adesso buona giocata difensiva di Motaran. 42 secondi di possesso per la squadra toscana, che la riapre ancora con questa sassata mostruosa di Davide Motaran. Il gol del Forte dei Marmi ha segnato il numero 2 Davide Motaran. Che gol di Motaran, ragazzi, che gol di Motaran! Al 20:30 ha segnato Motaran il 6-4. L'abbiamo detto che queste partite qua non finiscono mai fino alla fine. Attenzione perché il Forte adesso ha un'opportunità con Ambrosio. Català mostruoso. Ancora Rubio. Sono saltati tutti gli schemi adesso. Il gol del Forte con Rubio.
il gol del Forte con Rubio e il Forte è di nuovo in partita completamente. Pazzesco, pazzesco, una partita mostruosa. Gol di Rubio, 6-5, 6-5. Gol del Forte dei Marmi con il 17 Xavi Rubio. E dunque l'abbiamo detto in più di un'occasione, sto sport è bellissimo perché non ha nulla di matematico. Puoi essere avanti di 2, di 3, di 4, ma se perdi un momento la concentrazione, succede quello che è successo. 2 break pazzeschi. Da una parte il Trissino che al 19 e al 19:30 aveva allungato con Pinto e Garcia, e poi questa doppia disattenzione difensiva che ha portato nel giro di 20 secondi il Forte dei Marmi a essere di nuovo sotto solo di 1, 6-5. 6-5. È un attentato alle coronarie della persona che vi sta raccontando questa partita. E adesso vediamo come il Trissino reagisce a questo 1-2 mortifero del Forte dei Marmi. Malagoli per Pinto, vorrebbe l'inserimento di Garcia che non arriva, allora si gioca col cronometro. 3:46 alla fine, 3:46 alla fine. Le difese ormai hanno smesso praticamente di giocare. Buona giocata di Pinto, Pinto, area di rigore, la rete di Malagoli! La rete di Malagoli, 7-5, 7-5 Malagoli. Gol del Trissino! Con il 6 Andrea Malagoli! E dunque avanti di 2 adesso il Trissino, avanti di 2 il Trissino. 7-5. Abbiamo finito lo spazio sul taccuino. Che bello, che bello, che bella partita. Una divagazione, veramente ci vuole uno sport così e una partita così che ci riconcilia con lo sport e lo spettacolo in questo momento strano che stiamo vivendo. Ringrazio il Trissino, ringrazio il Forte di Marmi per questa partita, mi stanno facendo perdere 3 anni di vita. Pinto, 3 minuti alla fine, buona giocata di Garcia, spinto da Rubio, si scusano i due. Gavioli perde la pallina, possesso adesso per il Forte, proprio con Rubio da dietro. 2:51 alla fine della partita. Trissino 7, Forte dei Marmi 5. Vediamo, viene fischiato un fallo al Trissino. E adesso bisogna stare attenti alle conclusioni da fuori dai bombardieri toscani. 7-5, 7-5, 2:44 alla fine. C'è Davide Motaran, uno dei migliori in campo, sulla pallina adesso. Si chiude la barriera del Trissino. Ed è proprio la barriera del Trissino a prendere questa pallina. Gavioli adesso va il più lontano possibile dalla propria porta. Lo scarico per Garcia, che arriva con un secondo di troppo. Dalla parte opposta ancora il Forte con Motaran, salva tutto Malagoli. La ripartenza del Trissino, Garcia, area di rigore, Garcia, la parata di Ignata. Era preferisce fare possesso il Trissino e ne ha ben donde. 2:19 alla fine, 2:19 alla fine, 7-5. Garcia la tiene, lo scarico per Pinto, buona la sua giocata su Motaran. È cresciuto molto il capitano nella ripresa e quel rigore fallito probabilmente lo ha sbloccato mentalmente. Un possibile blocco di Ambrosio su Garcia non ravvisato il direttore di gara. Lotta Pinto e riesce a tenere la pallina. Adesso questo possesso un po' affrettato da parte del Trissino che butta via la pallina. 1:47 alla fine.
Io ricordo come sempre che a fine partita vi vogliamo sempre collegati con noi perché andremo in campo per le interviste del dopogara. Rubio, conclusione respinta da Pinto, attacca il Forte con Ambrosio. Adesso le due squadre sono un po' sulle gambe, ma se le sono date di santa ragione per 48 minuti e mezzo. 1,24 alla fine, più 2 del Trissino. Gavioli, Pinto, ancora Garcia, un po' di stanchezza ovviamente si fa sentire nelle gambe di tutti i giocatori in campo. Bene Garcia per Pinto che accelera, preferisce però non andare da solo e la gioca molto bene il capitano per Davide Gavioli. Malagoli, 1 minuto esatto adesso alla fine della partita col Trissino avanti di 2 e sono 18 i secondi ancora a disposizione per il possesso del Trissino. Malagoli per Davide Gavioli in parallela per Garcia, 9 secondi per andare alla conclusione, deve provarla Malagoli, perde pallina, brutta questa perdita della pallina, attenzione ripartenza del Forte in superiorità, Rubio, conclusione, grande intercetto di Català e la portiamo via con Davide Gavioli, la teniamo, possiamo andare anche fino in fondo se ci riusciamo. 28 secondi alla fine col possesso del Trissino. Malagoli la tiene sulla pressione di Ambrosio, ottimo Malagoli per Garcia, salva tutto Ognata, Malagoli ancora Ognata 3 volte. 14 secondi alla fine, finisse così sarebbe la seconda sconfitta esterna della stagione del Forte e la quinta vittoria casalinga per il Trissino, che dunque risponderebbe assolutamente presente dopo il KO brutto con Sandrigo. E mi sa che stiamo per scrivere i titoli di coda di questa partita con il Trissino che si porta a casa 3 punti pesantissimi per il morale e per la classifica. Vince il Trissino 7-5. Nel primo tempo, gol di Malagoli, pareggio di Ambrosio, ancora Malagoli e rigore di Ambrosio. Nella ripresa il 3-3 di Motaran, il 4-3 di Faccin, il 5-3 di Pinto, il 6-3 di Garcia, il 6-4 di Motaran, il 6-5 di Rubio e il 7-5 finali di Malagoli. Adesso ci fermiamo qualche secondo e poi andiamo in cronaca per le interviste. Restate con noi.